Ci siamo, il conto alla rovescia per l'inizio del nuovo anno scolastico è già partito e questo è in corso, non per tutti sarà l'ultima settimana di vacanza. Se l'assessorato regionale alla pubblica istruzione ha fissato per il 14 settembre la data di inizio del nuovo anno scolastico, le scuole, godendo di una certa autonomia, possono fissare una data diversa rispetto alle indicazioni contenute nel decreto assessoriale, che prevede 206 giorni da dedicare alle lezioni. La prima campanella quest'anno suonerà al Politi, tutti in classe giovedì, come anche gli studenti del liceo scientifico Ettore Majorana, mentre all'istituto professionale Nicolo Gallo giovedì faranno ingresso solo le prime classi, venerdì le terze, sabato le seconde, lunedì le quarte e martedì le quinte. Venerdì suonerà la campanella per gli allievi del liceo classico Empedocle. Gli studenti del liceo scientifico Leonardo torneranno tra i banchi lunedì 11 settembre ed infine Brunelleschi e Foderà andranno in classe giovedì 14 settembre. Rimane ancora da stabilire il giorno di inizio delle lezioni all'istituto Sciascia ed anche Agrigento Centro, l'istituto che racchiude i plessi Garibaldi, La Rucella e Pirandello. Nessuna certezza ancora sulla data d'inizio per le scuole Seneto e Castagnolo, affidate alla reggente Ernesta Musco per la perdita improvvisa della dirigente scolastica Maria Giovanna Cassaro. All'Istituto Comprensivo Fontanelle, lunedì 11 cominceranno le lezioni. Sempre lunedì la campanella suonerà per i ragazzi che frequentano l'Istituto Quasimodo a Villaseta e per gli alunni dell'Istituto Rita Levi Montalcini, che conta ben 8 plessi. Federico II al Villaggio Mosè, Peruzzo al Villaggio Peruzzo, De Cosmi al Villaggio Mosè, Giovanni Paolo II al Villaggio Mosè, Nuova Manhattan al Villaggio Peruzzo, Montessori a San Leone, Santa Chiara al Villaggio Mosè e Villaggio Peruzzo nell'omonimo villaggio. Nessuna data certa all'Istituto Anna Frank.